Bene, siamo tornati nuovamente in studio con la prima edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Siamo a Vicenza, dove è stata fermata una persona accusata di aver stuprato una prostituta, ma sentiamo tutti i dettagli per noi da Vicenza da Carlo Inghileri. Buongiorno a tutti i telespettatori da Vicenza, teatro di una storia che ha davvero dell'incredibile. Protagonista lei che non paga la droga e lui la sequestra e poi la violenta. I responsabili di questa brutta storia sono un immigrato tunisino di 33 anni, finito a processo e che dovrà rispondere di accuse pesantissime. Lui spacciatore abituale di cocaina per una prostituta di 35 anni. Secondo la procura l'avrebbe minacciata di morte perché lei non gli aveva pagato le ultime dosi. Visto che non riusciva ad ottenere i suoi soldi, allora era andato con un complice a prenderla a casa, l'aveva caricata con la posta in auto e poi aveva compiuto un lungo giro per convincerla a pagare. Quindi l'aveva riportata nel suo appartamento dove l'aveva aggredita per violentarla. Poi l'aveva anche rapinata di 2 computer che aveva in casa la donna e infine aveva minacciato anche gli amici di lei che chiedevano la restituzione dei PC. Insomma, davvero una brutta storia di droga. Adesso tutto in mano alla procura e vedremo come andrà a finire. Insomma, direi che per il momento è tutto. Restituisco la linea allo studio. Grazie Carlo, andiamo avanti. G20 di Amburgo, arrestati 2 attivisti di Feltre, sarebbero stati fermati mentre aiutavano una ferita. Presidio di solidarietà in largo Castaldi, sotto la lente della polizia tedesca. Attendono di conoscere il proprio destino i 2 ragazzi feltrini, come avevo detto, arrestati. Si tratta di un 18enne e di una 23enne prelevati dalle forze dell'ordine, mentre secondo le prime ricostruzioni prestavano soccorso ad una ragazza rimasta ferita durante una carica della polizia tedesca. I 2 erano partiti giovedì dall'aeroporto di Treviso ed erano arrivati ad Amburgo in serata, dove avevano dormito in tenda. Venerdì mattina è scattato il doppio arresto. Lo scenario è di indubbia bellezza, una villa maserata con tanto di piscina, frutta, buon vino, tutto condito però da una festa hot per scambisti, ma l'iniziativa non è proprio piaciuta ai vicini. Sentiamo. Esiste tanto di tariffario, per le donne prezzi stracciati, le coppie una tariffa media, per gli uomini pagano di più e possono partecipare in numero limitato e selezionati. Solo così si può prendere parte ai festini hot per scambisti. Appuntamento il 22 luglio a Maserata in una villa con piscina. Tutto condito fra buon vino, musica e poi al via il festino, con lo scambio delle coppie. Un'idea che non sembra essere apprezzata da alcuni residenti che hanno deciso di rendere pubblica la cosa. Si deve porre freno a questo malcostume che getta vergogna e sdegno sul nostro essere uomini e donne, scrivono. Ma ad aver rizzato la rabbia dei vicini di casa è anche un altro problema. Tutto avviene a esentasse. Sì che le coppie preferiscono certi giochetti, va bene, ma poi le tasse vanno pagate visto il tariffario. A parte la polemica sollevata, sta di fatto che il carnet del festino è davvero ricco fra cibo, vino, musica e poi al calar della notte l'atteso party fino all'alba con lo scambio delle coppie. L'hot party, intanto pubblicitato su Facebook e sui siti dedicati, va alla grande e, polemica a parte, trova numerose condivisioni. Siamo quasi in conclusione, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, la trasmissione di attualità e di cronaca. Ed ora siamo in chiusura, avete un problema che nessuno risolve, non trovate chi vi dia ascolto ma soprattutto voce per trovare la soluzione a un disservizio, ci pensa Antenna 3, lo dico ad Antenna, da oggi è il nuovo spazio dedicato interamente a voi che ci seguite da casa, segnalate quel che succede ai contatti in sovraimpressione, sms e whatsapp al 351 1755 340 oppure via mail redazione@antenna3.it oppure via sms o whatsapp al 351 17 55 340 oppure al telefono e la segreteria telefonica allo 0422 02 3898. Saremo al vostro fianco per risolvere piccoli e grandi problemi. Questa per noi era l'ultima notizia, io vi saluto e vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona giornata. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.
Anticiclone Caronte sempre presente sul nostro paese, ma nuovo veloce peggioramento, specie sui rilievi, ma localmente anche in pianura. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo più nubi e qualche temporale sulle Alpi più settentrionali. Vediamo le temperature, le massime sono attese tra i 28 e i 36 gradi circa, minime tra 20 e 23 gradi. Che tempo farà invece sul Friuli, Venezia e Giulia? Addensamenti e locali temporali, specie nelle ore pomeridiane, sui settori centro-settentrionali in genere. Prevale il bel tempo con ampio soleggiamento altrove. Temperature massime tra i 28 e i 32 gradi, minime tra i 21 e i 23 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Cieli più nuvolosi con rovesci e anche locali temporali sulle Alpi di confine e qualcuno anche sui rilievi del Trentino. Sole e bel tempo altrove. Temperature massime sui 31-33 gradi, minime tra 20 gradi circa. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nella laguna di Venezia, i venti saranno moderati meridionali. Dal meteo è tutto, arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.